Una escursione studiata a tavolino, manto nevoso, temperatura, vento, pericolo valanghe di grado moderato, segnava il bollettino dell'ARPAV, ma come ben ripetono gli esperti del soccorso alpino, il rischio in montagna è sempre dietro l'angolo, pure per una guida alpina esperta come Mauro Zannoni, 51 anni, che stamattina accompagnava due sci alpinisti della provincia di Ravenna. La meta era Forcella A, di una salita ripida che si affronta con gli sci in spalla nel massiccio della Croda da Lago ai piedi della Val Formina in Ampezzo. D'un tratto, attorno alle 10:20, un'enorme massa di neve ha travolto, ferendoli, la guida alpina e uno dei due clienti, un 47enne di Faenza. Il terzo compagno di escursione è riuscito a rimanere al margine dell'impressionante massa di neve immortalata in uno scatto dal soccorso alpino senza riportare alcuna conseguenza. L'uomo ha lanciato l'allarme e subito si è prodigato ad aiutare i compagni, trascinati per una sessantina di metri circa, ma rimasti fortunatamente sulla superficie della valanga, dalla quale sono riusciti ad estrarsi. L'elicottero del SUEM è volato verso Croda da Lago con l'unità cinofile da valanga. I soccorritori hanno subito prestato le prime cure ai due sciatori, entrambi con un possibile politrauma ciascuno sono stati trasportati all'ospedale di Belluno, mentre il loro compagno illeso è rientrato autonomamente con gli sci. La superficie della valanga è stata bonificata in via precauzionale per escludere il coinvolgimento di altre persone. Come detto, in questi giorni l'ARPAV segnala un pericolo valanghe moderato di grado 2 che diventa marcato oltre il limite del bosco a partire dalla tarda mattinata. Nell'ultimo bollettino emesso mercoledì da Arabba si segnala che con il sole le temperature miti saranno più frequenti e possibili, valanghe spontanee di neve recente alla base delle rocce e lungo i canali e versanti abituali in tutte le esposizioni, che è quanto accaduto puntualmente stamattina nelle Dolomiti d'Ampezzo e che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.